Due parole sulle attività, visto che abbiamo parlato di stratificazione e rendere difficoltoso capire chi c'è dietro determinati soldi, due parole su che cosa sono le fiduciarie, no? Voi quando andrete nella vostra attività vi scontrerete con esercizi commerciali o in ogni modo attività o società in cui come soci non ci sono delle persone fisiche o aziende, ci sono delle fiduciarie. Una quota della società è presa da delle fiduciarie. Allora la fiduciaria che cos'è? Intanto è un'attività lecita, quindi è prevista dall'ordinamento italiano, in cui qualcuno dà un mandato alla fiduciaria per rappresentarsi. Quindi io do il mandato alla fiduciaria e la fiduciaria cosa può fare? Può aprire un conto in banca, sedersi nel consiglio di amministrazione, tenere le quote, avere la proprietà di un bar, avere la proprietà di immobili. Quindi voi vedete che sono proprietari della fiduciaria, c'è la fiduciaria, non sappiamo chi c'è dietro a questa fiduciaria. Il mandato può essere sottoscritto anche da un'altra fiduciaria, quindi una fiduciaria svizzera sottoscrive un mandato a una fiduciaria italiana che detiene le quote di un supermercato. E chi è che dal mondo di dentro? Chi lo sa? O può essere un trust. E che cos'è il trust? Il trust è una scatola giuridica che praticamente come funziona? Funziona che in questa scatola giuridica io conferisco tutti i beni al trust, dei beni al trust, e nomino un amministratore che gestisce i beni con un mandato preciso. Per esempio, il trust buono fa, io ho raffigurato un crociato perché i primi trust pare che si abbiano appunto note nei tempi delle crociate, perché i crociati partivano e stavano via degli anni e forse non tornavano neanche più perché morivano in battaglia o per stenti o per malattie. Allora costruivano un trust, mettevano un amministratore delle terre, dei beni per la propria famiglia. Quindi questo è il trust buono. Ma se faccio un trust cattivo, che cos'è un trust cattivo? Io ho tanti beni, li conferisco tutto al trust e poi vivo nella stessa casa che è mia, in verità è del trust, in questo momento, e pago l'affitto al trust, che lo pago a me stesso. Siccome il trust in Italia non c'è, io lo devo costituire con una legislazione inglese, lussemburghese, eccetera, eccetera. E quindi questa scatola giuridica noi l'abbiamo dovuta recepire perché con l'Europa abbiamo una libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali. Quindi l'abbiamo dovuta recepire. Allora cosa può essere il trust? C'è un amministratore, qualcuno conferisce e a questo punto gli conferisce i conti correnti, l'azienda, il bar, le case, eccetera, eccetera.